Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Battlefield 1. Oggi siamo in una modalità un po' diversa. Oggi siamo in corsa, Monte Grappa, dobbiamo difendere gli obiettivi. Siamo con l'impero austro-ungarico, come potete vedere. Siamo più o meno a metà partita, rimangono gli obiettivi A e B ancora ben saldi. Attenzione, vediamo un po'. Attenzione, vediamo cosa c'è. Con la c'è la trincea nemica. Vediamo se possiamo fare qualche cosa. Vediamo un po'. Eccoli, sono là. Attenzione, eccone ancora una. Guardate un po'. È che stanno avanzando anche con un carro armato. Aspettate, allora. Abbiamo qua il nostro lanciarazzi. Vediamo di metterci per bene. No. Ecco il carro pesante danneggiato. Pessima posizione da dove sparare. Vediamo di cambiarla un attimo. Intanto ragazzi, buone feste a tutti. Auguri di buon Natale e buone feste. Attenzione, ritorniamo qua. Siamo arrivati un po' nel periodo natalizio. In questo periodo cercherò di fare qualche video in più, visto che non ho molti impegni. Stavo pensando di portare avanti un nuovo progetto nel periodo di gennaio, perché come vi avevo detto, attenzione, qua c'è una bomba incendiaria. Vediamo di coprirci le spalle con un'altra. Ok, via di qua. Stavo pensando ecco, sta entrando qualcuno. Eccoli. L'obiettivo A deve essere qui a 15 metri sottoterra. Quindi poi è chiuso. Sblocchiamo un attimo, vediamo dov'è l'obiettivo A. Ah, perfetto, è messo qui, quindi possiamo stare un pochino più tranquilli perché abbiamo una guardia. Stavo pensando, vi avevo detto un po' anche verso il mese di agosto, che nel mese di gennaio, precisamente il 20 gennaio, sarebbe uscito un gioco interessante della Calypso, sempre del genere gestionale. Mi piace molto. L'ho seguito un po', ho visto qualcosa. Si chiama Urban Empire, ve l'avrò già detto negli scorsi video. Comunque avevo intenzione di comprarlo e magari farci una serie. È molto simile al genere, diciamo, di Tropico, perché la casa produttrice è la stessa, però è incentrato principalmente su altre tematiche, per esempio tematiche politiche, più che altro. Quindi potrebbe essere davvero un gioco interessante, visto che a molti di voi piace questo genere. Tanto vediamo di recuperare un po'. Calma. Teniamo l'obiettivo A, che è appunto l'ultimo. Vediamo qua che c'è. Cerchiamo di non perdere il frontone destro. Attenzione. Vai ragazzi. Qua ci hanno distrutto il cannone principale. Vediamo un po'. Vabbè, finché rimaniamo così per me va bene. E quindi avevo intenzione di prendere questo gioco. Uscirà o il 20 o il 21 gennaio, non ricordo. Comunque vi lascerò in descrizione precisamente il nome. Urban Empire della Calypso. Allora, attenzione, fumogeni, non vedo nulla. Cominciano a bruciare gli occhi. Intanto qua hanno mandato a fuoco l'entrata del punto A. Che è successo? È nata frammentazione. E mi sa che faranno detonare il punto A. Infatti, comunque ho 200 monete. Vedrò adesso di titoli di guerra. Adesso vedrò al prossimo livello di acquistare qualche arma nuova, magari del medico. Parecchie missioni. Ehi, parecchie missioni, sì, però qua dentro non si capisce niente. C'è fumo, gas, di tutto. Sì, vabbè. Intanto non so neanche io come ho fatto. Ho ucciso, ho un punto di vita e sto morendo soffocato. Niente, ragazzi, siamo proprio in una pessima posizione. Vediamo di uscire un attimo di qua, perché con un punto di vita è impossibile. Abbiamo perso gli obiettivi. Allora, vediamo di fuggire. Sì, va bene. Quanto abbiamo fatto ancora? Niente, dobbiamo ancora prendere ben visione della mappa. Allora, e quindi avevo intenzione di portare avanti questo gioco. Per quanto riguarda Civilization 6, al momento non lo continuo. Preferisco fare qualche video di Battlefield. Ho visto che a molti di voi è piaciuto Civilization, diciamo, sono piaciuti i primi video. Poi col passare del tempo ho visto che è piaciuto sempre meno, e quindi preferisco concentrarmi su sicuramente Battlefield 1, ma anche questo nuovo gioco che uscirà a gennaio. Non so se più avanti poi farò una nuova serie su Civilization, però al momento quella non la continuo. Comunque c'è stato un attimino di lag. Abbiamo 765 punti, però una cosa che non ho mai capito, perché il ping non riesco mai a vederlo. Vedo sempre 0 dalla mia parte. Comunque, allora, qui c'è il punto B. Ecco, questa è questa mappa mi sembra che l'ho giocata ieri.
Questo è un buon punto se riusciamo a difenderlo, perché qua ci dovrebbero essere delle scale, ecco. Se ci mettiamo bene, tipo 2 persone lì e altre 2 lì, possiamo fare davvero un'ottima difesa. Allora, con calma, qua apriamo. Io ho intenzione intanto di mettere un po' di dinamite qua davanti. Ok, 1 qua, 2 e 3. Perfetto, possono servirci. Adesso loro staranno avanzando. Vediamo un po'. Qua, perché chiudete? Stare aperto così vediamo un po' dove sono. Vediamo. Ancora probabilmente dovranno avanzare. Eccoli che stanno arrivando. Eccoli, sono qua. Rifornimento. Qui c'è una mitragliatrice, potrebbe essere interessante. Oppure vediamo un po'. Oh, Il nemico ha armato lo beccato ragazzi, dai, beccato. Ok, l'ho fatto saltare in aria, no, peccato. Dall'altra parte vediamo se possiamo entrare. Intanto ci stanno facendo detonare l'obiettivo B. Forza. Rientriamo. Vediamo un po', 906 punti. Stiamo giocando maluccio. Vediamo qua. Oh, tutti quanti ne ho uccisi, 3 in una volta. E ci hanno anche promosso, perfetto. Così abbiamo ottenuto 160 titoli di guerra e possiamo acquistare qualcosa di nuovo. Benissimo, allora. Sì, questo fucile proprio in queste situazioni di contatto 10-15 metri è perfetto, anche meno. Abbiamo trasmesso Allora, vediamo di difendere per bene l'obiettivo A. Vai, eccolo, mi sa che l'ho preso. Colpito, ce n'erano un bel po' là sotto. Benissimo. Ne abbiamo uccisi altri 2, penso. Andatevene via. Vai. Benedetto. Sì, veramente, se riusciamo a organizzarci questo obiettivo non riescono a conquistarlo, perché siamo messi in un'ottima posizione. Cioè, andiamo qua. Ok, quanti ne abbiamo uccisi? Abbastanza. Abbiamo ancora la pistola. Sì, farei una cosa, metterei... Ecco, benissimo, abbiamo guadagnato altri punti. Intanto metterei un po' di dinamite qua, perché se dovessero entrare io sono da questa parte. Con un click riesco a fermarli. Vediamo un po'. Se sono intelligenti utilizzano magari i fumogeni per mandarci via. Ecco, attenzione. C'è qualche medico? Vediamo un po'. Ah, ecco, qua c'è qualcosa. Vediamo. Abbiamo bisogno di un medico. Chiamiamolo, vediamo se qualcuno ci può dare una mano. Eccolo. Attenzione. Vediamo. Niente. Comunque gliene rimangono 50. Ancora ce ne sono parecchi. Ok. Abbiamo trasmesso all'artiglieria. Artiglieria. Eccoli. Posto ragazzi? Ecco, si mettono appunto qua. Ecco, accanto a loro con tutti sti mitraglioni. E non dovrebbe passare nessuno. Vediamo. Ok. La mia dinamite è saltata in... Ecco, infatti i fumogeni iniziano a presentarsi. E adesso iniziano i problemi. Attenzione. Non si vede nulla. Vediamo. Eccoci che entrano. Assistenza. Aio. Che era questa? Bomba incendiaria. Giù a terra. Vai. Chi c'è qua? Oh. Ma una balestra da lancio ci ha fatto fuori. Vediamo di rientrare. Adesso siamo nei guai. Vediamo se possiamo rimetterci là dentro. Mi sa di no, ed ecco che forse andiamo a perdere l'obiettivo. Avete visto, con 2 fumogeni in più. Ecco. E ormai sarà difficile, perché una volta preso quell'obiettivo è
quasi impossibile rientrare e riprenderlo, perché loro si posizionano nello stesso modo di prima. No. Mamma mia, questa è la pistola di Jigen in carne e ossa. È un revolver che spara proiettili da 50 kg l'uno. No, peccato. Guardate dove era messo quello, proprio il cecchino messo là apposta per me. Sì, questo è un cannone in pratica. La pistola che abbiamo è un cannone, non è un... Oh, il carro armato. Allora, visto che c'è il carro e abbiamo i soldi, quale possiamo prendere? Ecco, questo l'avevo visto l'altra volta. È un carro supporto di squadra, è in grado di trasportare un'intera squadra. Può essere una potente arma offensiva, offrendo nel contempo supporto difensivo alla fanteria alleata nelle vicinanze. Ha il cannone richiudibile, mitragliatrice leggera, riparazione rotaie, fornisce rifornimento. Questo è carro anticarro, una versione pensata per il combattimento a medio raggio contro altri veicoli. Può utilizzare un obbe di gas difensivo. Interessante anche questo. Per questa invece c'è l'antiaereo blindato, il mortaio. No, questo non mi va. Vediamo un po' qui. Questo è il lanciafiamme. Potrei pensare di prendere o il carro di supporto di squadra, che può essere molto interessante, oppure qualche altra cosa inerente al combattimento del medico. Va bene, facciamo così. Prendiamo questo carro di supporto di squadra, non l'ho mai provato, e lo proviamo immediatamente. Vediamo un po' com'è. Allora, abbiamo qui un mitraglione e qui un'altra mitragliatrice, sempre nel carrista. Andiamo lassù. Ah, sono dei proiettili molto pesanti, quindi dobbiamo, ecco, infatti regolare un po' meglio. Ah, questo è un cannone precisamente di dietro. Eccoli. Vai ragazzi, andiamo. Forza. 15 colpi. Di già. Vai. Stiamo attenti che si possono mimetizzare anche. Vediamo un po'. Cominciamo. Cominciamo. Oh. Ehi là. Maledetto. Dov'è la riparazione? Abbiamo solo la riparazione delle rotaie. Andiamocene via, andiamocene. Intanto, mamma mia, che abbiamo combinato? Dove siamo? Oh. Abbiamo perso anche le due armi laterali. Però la riparazione è abbastanza rapida rispetto agli altri carri armati. Vediamo dove siamo. Vai ragazzi. Abbiamo trasmesso all'artiglieria le coordinate del Vai. Ok, ucciso. Devo iniziare a farci la mano. Vai, vai, vai. Un buon carro penso, perché abbiamo anche di lato i carristi che sparano e possono far fuori anche gli altri carri armati. Ok. È bello corazzato anche di sopra, guardate. Ok. Forza. Ci siamo. Vediamo un po'. Proviamo ad andare verso l'obiettivo alfa. Il brutto è che ha questa riparazione delle rotaie, cioè poteva avere qualcos'altro. Vediamo un po'. Forza, iniziamo a sparare. Aia, aia. Aia, tutti assalto sono. Anche bomba incendiaria. Mark 5, Questo è inglese. Questo me lo ricordo. Abbiamo perso entrambi gli obiettivi. Forza. La nostra artiglieria sta trattenendo il nemico. Ok. Vediamo di girare e andarcene. Forza. Dove sono gli altri obiettivi? Con calma. Vediamo di scendere qui vicino al lago e riparare un po'. Fermo qua. Ok. Forza. Un attimo. No, ma che succede? Ma perché? Che cosa è successo? Ma che abbiamo fatto? Diserzione. Ma non eravamo... Aspetta. Che succede? Ma io non capisco. Boh, eravamo messi in un'ottima... Cioè, stavo riparando. Ero qua. Ma che cosa? Boh, io non capisco. Vabbè, andiamocene qua. Allora, ehi! Sì, ma dai, non posso spawnare di fronte a un nemico. Ecco, addirittura era quello che sarebbe andato poi a detonare la bomba.
Ma dai. Il nemico ha armato l'obiettivo Alfa. Comunque quel carro si sembra un buon carro, anche perché è utile sia con la fanteria che con... Perché non posso spawnare qua? Andiamo qua. Qua cosa c'è? Ah, l'altro carro nemico. Vediamo un po'. Allora, obiettivo. Mamma mia, qua un cannone proprio, è un cannone. Ma chi è che mi spara? Niente, obiettivo. Ah, perso. Abbiamo perso l'obiettivo Alfa. Cioè, ma mi colpiscono sia di dietro che sia di dietro che davanti. Guardate che figo come si sporca la pistola di lato. Ok. Che c'è qua? Oh, il Mark. Un po' di dinamite. Vai. Sempre qualcuno dietro. Dov'era? Dov'era stavolta? Sempre qualcuno dietro. Ecco, questo fucile qui, Mondragon Cecchino, è un buon fucile veramente, perché l'altra volta l'ho provato. Però voglio finire prima tutti questi veicoli. Allora, dove ci hanno lanciato? Ecco, su B. Vai. Niente, brutto punto questo. Brutto punto. Forza. Vai. Che vuoi fare tu? Che vuoi fare? Oh. Ecco. Ai. C'è sempre qualche cecchino messo lì che mi vuole uccidere. Guardate un po'. Là sopra, dall'altra parte. 11-10 però stiamo facendo. E poi siamo anche in inferiorità numerica. E io non capisco perché un po' non li passa nella nostra squadra. Cioè siamo 9 contro 12. In effetti in questi ultimi giorni ho avuto un po' di difficoltà nel trovare una partita. Ad esempio ieri sera ci ho messo davvero parecchio. Sanitäter gesichtet. Oh. Vai. Bene. Perché questo contro la fanteria, cioè sembra un cannone dell'altro mondo, però poi non è che fa così tanti danni. Chi c'è là? Dov'è? Ecco qui. Ai. Addirittura mi ha ammazzato con l'M60, diciamo. La mitragliatrice fissa. Allora, abbiamo perso. Ecco, adesso siamo all'ultimo punto. Questo mi sa che ce lo conquistano facilmente, perché sembra una fortezza, però è facilmente penetrabile da sotto. Cioè ci sono parecchi punti che possono essere presi facilmente. Allora, però ancora loro devono arrivare, quindi vediamo di metterci bene. Abbiamo un po' di dinamite. È figo perché si possono aprire queste specie di finestre. Qua non c'è niente. Ah, qua c'è l'obiettivo. Il nemico sta avanzando. Ok. Ah, eccoli là che arrivano. Ecco. Mi sono sparato un proiettile addosso. Vai. Niente. Non ho fatto a non prenderlo. Allora, Un kit sentinella è disponibile vicino sentinella. alla tua posizione. Vediamo un po'. Dov'è il kit sentinella? Ah, sotto. Sì, però arrivaci là sotto. Sentinella è disponibile vicino alla tua posizione. No, se riusciamo a prenderlo. No, qua c'è. Oh! Ma questi che sono? Nemici. Infatti avete visto, guardate, arrivano, entrano, pum, così istantaneamente e ci conquistano l'obiettivo. Cioè, dov'è tutta la nostra squadra? Il nemico ha armato l'obiettivo Alfa. Infatti, però strano. Vediamo un po'. 12. Mi sa che ce li hanno proprio distrutti. Sono entrati così facilmente. E noi dove siamo qua? Obiettivo A. Forza. Forza. Che non si apre? L'obiettivo Alfa. Mi fanno aprire la porta. Boh. E ragazzi, mi sa che abbiamo perso. Vabbè, siamo arrivati anche a partita iniziata. Però andiamo un po' qua. Il nemico ha armato l'obiettivo Alfa. Eh sì, mi sa che l'obiettivo Alfa l'abbiamo anche perso, perché l'hanno già iniziato a far detonare da un po'. Oh! Niente, neanche uno sono riuscito a ucciderne.
Comunque. E infatti, no team, no win. Vediamo un po' di entrare da questa parte. Obiettivo A. Dai. Ci hanno buttato proprio nella mischia. Mamma mia. L'abbiamo disattivato? Vediamo. Ah. Vai. Forse, ma forse abbiamo una piccola possibilità di farci. No. Ce l'hanno già detonato nuovamente. Oh. Dai. Dov'è? Obiettivo A. Dov'è questo obiettivo A? Ah, qua dietro. Qua dietro e qua sotto. Cioè non riesco a capire dov'è. Cioè proprio al piano terra. Ah, forse devo scendere di qua. Eh sì. Comunque abbiamo perso, però nonostante tutto ce la siamo cavata, dai. Abbiamo ucciso 13 persone, siamo morti 14 volte. Non male. C'è stato un momento che abbiamo fatto anche 3-4 uccisioni di fila. Comunque, vediamo adesso quale sarà la prossima partita. Vediamo se ci possiamo fare anche qualche pezzo di mappa nuova. Sì, 24 minuti però. Comunque, spero che questi video di Battlefield vi piacciono. Infatti, vedo, diciamo, che vi piacciono molto rispetto ai video di Civilization. Sì, che Civilization, diciamo, piaciuto, però solo in un primo momento. Poi col passare del tempo, diciamo, meno. Spero che questo nuovo gioco che ho intenzione di portare, Urban Empire, vi piaccia, perché, cioè, ho visto che, oh, abbiamo intanto 2 Battle Pack che adesso apriamo immediatamente, versione festività. Vediamo che succede. Allora, vediamo un po'. Battlefield natalizio, Battle Pack natalizio. Abbiamo lo shotgun speciale. Eccolo qua. Ma non lo so. Non è che, cioè, mi sembra di avercene uno simile, quindi questo lo scartiamo al momento. Ci prendiamo i 30 soldini. Vediamo di aprire l'altro, che è questo. Forza. Vediamo un po'. Ah. Ma simile, mi sembra di averne già un'altra pure. Quindi scartiamo ancora e ci riprendiamo i 30. Allora, che è successo? Ah, esperienza plus di squadra. Scarta per 270. Questo lo aggiungo all'inventario perché può essere molto interessante. Allora, ragazzi, ci facciamo... ah, ecco, manca qualche giocatore. Penso però che arriverà al più presto. Sempre Montegrappa. Questa volta invece siamo in attacco. Vediamo di giocare. Mancano solo un paio di giocatori. E comunque spero che questo gioco vi piaccia, perché come vi dicevo, diciamo, quasi l'intera utenza, diciamo, del mio canale, quasi all'intera utenza del mio canale piacciono giochi gestionali del tipo Tropico, SimCity, giochi simili, Civilization, Shogun. Quindi spero che questo gioco vi piaccia, anche perché è creato dagli stessi sviluppatori di Tropico. E comunque penso di portarlo appunto quando uscirà. Comunque vediamo di andare avanti. Obiettivo A e obiettivo B. Vediamo di farci un altro paio di minuti. Avanti. Mettiamoci qui. Forza, forza, forza. Giù, giù, giù. Aspetto. Sono già cecchini che rompono le scatole. Là ce n'era già uno. Vediamo di entrare. Ai. Ehi là. Ehi là. Mettiamoci la maschera per sicurezza. Allora, con calma. Qua abbiamo chiuso la porta. Qua abbiamo il missile antiaereo. Allora, con calma ragazzi. Con calma, con calma, con calma. Oh, ciao, posto. Oh, oh. Bene. Ancora, no, no, no. Ricarica, ricarica. È che per ricaricare ce ne vuole
Sembra un'arma del 1700 là di Shogun Fall of the Samurai, che prima sparavano un colpo ogni 5 minuti. Comunque, ci siamo fatti 3 uccisioni così molto facilmente. Adesso ritorniamo, facciamoci... Oh! Posto. Vediamo un po', rientriamo all'obiettivo B. Bene. Poi vorrei capire dove è messo. Ah, è lì proprio all'entrata. Vai! Dai. Abbiamo piazzato la bomba. Benissimo. Abbiamo armato l'obiettivo Bravo. Oh. Abbiamo Altro armato cecchino. l'obiettivo Alfa. Comunque siamo primi in testa. Stavolta in attacco ci stiamo comportando meglio. Abbiamo iniziato a far detonare tutti gli obiettivi. Eccoci. Forza. Buttiamo una bella bomba incendiaria. Sì. Ok. Finalmente Il nemico distrutto. ha disarmato l'obiettivo Alfa. Hanno disarmato A. Vediamo di fare il giro. Oh, calmo, non mi fai spaventare. Attenzione, qua che c'è. Ma peccato. Beh, ci siamo andati a infilare proprio in un brutto punto. Mettiamoci qua. Ah, questa volta ci hanno spostato nel Regno d'Italia. Abbiamo armato l'obiettivo Alfa. Fermo. Vai. Andiamo. Oh. Benissimo. Forse ne abbiamo uccisi un paio. Sempre qualcuno dietro che rompe le scatole. Dov'è questa volta? Ecco. A 5000 km di distanza che ci becca proprio con questo fucile. Ha disarmato l'obiettivo Alfa. Hanno disarmato. Facciamo una cosa, vediamo di aggirarli un po' dall'altra parte. Abbiamo armato l'obiettivo Alfa. Vai. Oh. E che, sì, quando cominciamo. Accanto era questo. Adesso comincia ad alzarsi questa nube di fumo. Il nemico ha disarmato l'obiettivo Alfa. Inizia complicato. A diventare complicato avanzare. Forza, dai, non possiamo perdere tutti gli uomini su A. Che poi penso che nel momento in cui l'obiettivo è armato, gli uomini che uccidiamo ci vengono restituiti come ticket. Ai. Meno male. Abbiamo 8 punti di vita. Vediamo che aveva lui. Vabbè. Volevo riprendermi il medico. Volete vedere che perdiamo la partita proprio per il punto A qui? Proprio il primo punto perché non riusciamo a prenderlo. Dai. Perdiamo uomini continuamente e non riusciamo ad avanzare. Vai. Niente, ci sono troppi cecchini messi a migliaia di chilometri che ci aspettano. Proprio nascosti lì nell'erba, nelle foreste. Escono solo la testa per sparare. Ecco, questo è un bruttissimo punto dove spawnare. Adesso dovrei andare ad armare l'obiettivo, però ci sono troppi cecchini. Già, ecco, siamo già in vista. Non è possibile spawnare in questo pessimo punto. C'è qualcuno che era già ferito. Vabbè, gli abbiamo dato il colpo di grazia. Artiglieria. Facciamo così. Quella casa rompe le scatole. Noi possiamo demolirla piano piano. Ancora. Buttiamola a terra. Che rompe le scatole. C'è ancora un pezzo di muro qua. Non siamo riusciti a buttarlo giù. Vediamo che c'è. Giù. Lascialo in pace.
tranquillo. Che succede? Ah, il cannone pure lui ci ha sparato dall'altro mondo. Abbiamo detto... Oh, l'abbiamo fatto saltare? Penso di sì ormai, dai. 12 ne rimangono. Ah, perfetto. Conquistato, ci prendiamo il cavallo e ci facciamo adesso, ragazzi, l'ultimo obiettivo della partita per noi, perché poi stacchiamo, riprenderemo un'altra volta. Carica tutti sti cecchini maledetti. No, che brutta figura, andiamocene. Via, via, via. Facciamo un altro giro, il cavallo si è ferito leggermente le zampette. Guardate quanto... Oh, ce ne sono 3. 3, 3, dai, dai, al galoppo. Dove sono? Aia, 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 ti inseguo. Attacca i nuovi obiettivi. Niente, non sono riuscito a prenderlo. Chi c'è qua? Oh, oh, che fortuna. Spada, cavalleria. Dai. No, ma dai. Ma io non capisco. Cioè, bisogna essere veramente bravi per uccidere col cavallo così. Eppure nella beta un sacco di uccisioni facevo in questo modo. Facciamoci gli ultimi 2 obiettivi, ragazzi. Qui purtroppo solo il cavallo possiamo prendere. I carri armati non riescono a salire qua in alto. E allora facciamoci quest'altro giro. Basta. 130 metri di corsetta. Sì, la corsa è la modalità che preferisco rispetto alla conquista e alle altre. Mi piace di più. Vediamo un po'. Mitragliatrice! È una delle loro! Ok. Un medico a tiro! Che sembra stupido, ma l'individuazione è importante, perché diamo modo agli altri di bloccarli in qualche modo. Qua ci è preso un colpo per fare sta specie di scalata in montagna. Vediamo qua. Ma sembra tranquillo. Guardate, ce ne sono là sotto. Ma che? Oh, quel cannone è vero! Ce l'ha con noi. Abbiamo armato l'obiettivo Alfa. Sembrava finto, cioè messo là per abbellimento. Invece no. Sì, vabbè, ancora. Sempre questo è. Ci ha ucciso qualche 3 volte. Sempre là. Divertimento c'è a stare fermo sempre lì a sparare. Senti, ma sta squadra che abbiamo noi è sempre morta. Partiamo sempre dall'altra parte. No, l'esperienza di squadra non l'attivo ora che stiamo chiudendo. Dove siamo? Oh, ma è possibile rinascere nell'inferno? Vabbè sì, ok, io ho cambiato squadra. Comunque partiamo di qua. Vediamo se possiamo prenderci questo A. Sì, comunque la squadra nemica sa giocare bene, siamo abbastanza bravi. Vediamo un po'. Inizia la tosse. Basta con sta tosse. Vediamo un po'. Dobbiamo portare lo sciroppo ogni tanto. Oh. Mettiamoci qua, non ci vedrà mai. Non ci vedrà mai. Guardate che bello sto cannone. Siamo accanto a lui e non ci vede. Vediamo un po'. Ciao amico mio. Calma. Occhi aperti! C'è un ricognitore nemico! Oh, ho finito di... niente, questo... Ancora. Basta, adesso mi prendo il fucile e mi faccio un giro là sopra. E voglio ammazzare tutti sti cecchini che si nascondono lì. Allora, sono tutti messi qua, vedete? Sulla linea di confine bianca. Adesso partiamo. Ma che c'è? Sono presi tutto. Appunto ho questa medaglia, 20 uccisioni come medico. Però ho quel fucile che è buono ma neanche tanto in queste occasioni. Quindi devo comprarmi quello successivo al prossimo livello medico. Allora, vediamo se ci possiamo fare un giro qua in alto. Ci devono essere. Ma non è giusto. Comunque siamo sempre in positivo, Ma poi sti obiettivi vorrei capire dove sono, perché
Dai, fammi spawnare qua. Niente. Vediamo un po'. Mettiamoci squadra batter. Niente, dobbiamo ripartire sempre dall'inizio. E allora, partiamo di qua. Quindi ragazzi, totale, diciamo, delle novità. A gennaio vedrò di prendere questo gioco, Urban Empire della Calypso. Appunto perché è un gioco che mi piaceva da parecchio. E diciamo, alla maggior parte di voi piacciono questi giochi gestionali. Molti continuano a dirmi perché non riprendi Formula 1. Quest'anno non ho preso il nuovo Formula 1 al momento. Non lo prendo e penso non lo prenderò ancora. Aspetterò ancora qualche... Non so veramente se farò una nuova serie di Formula 1 in questi mesi. Non è nei miei progetti, diciamo. Vediamo un po'. Ehi. Va bene, va. È sempre questo poi che ci ammazza. Questo con questo stemma. Meno male che ci ha visto Dottor House da lontano. 7 metri. Oh, ci ha salvato. Maledetto. Ti abbiamo ammazzato stavolta. Vendetta. Ragazzi, con la 44 Magnum. Dai. Altro medico in arrivo. Vediamo se ci ha visto. 9 metri. 10 metri. Niente. Comunque il fatto è che questo è che partiamo sempre dalla valle per giungere. E poi è una rottura di scatole perché è tutta in salita, quindi non è che è semplice arrivare fin lassù. Ogni volta arriviamo alla stanchi e ci ammazzano. E poi non ho avuto... Anche se ho difeso prima l'obiettivo A qua, non mi ricordo dove è messo. Cioè, è sottoterra, cioè là dentro, nel bunker scavato nella roccia. Tanto meno male l'obiettivo B lo stiamo prendendo. Vediamo se possiamo recuperare qualche punto. Ecco, siamo a 20 metri dall'obiettivo A, dai. Oh, mamma mia! Che c'è qua dentro? Ma no, che sfiga! Fammi uscire! Cioè, ho tirato la granata proprio su questo coso qua. Oh, ma dai. Che sfiga, che ne potevo mai sapere che c'era lì il copri-cecchino. Niente. Però abbiamo detonato l'obiettivo B. Penso però che abbiamo finito i ticket. Forse la partita finirà qua. Dai ragazzi. È finita. Sconfitta, purtroppo non ce l'abbiamo fatta a finire. Cioè a vincere la partita. 7 bombe piazzate. Loro sono stati più bravi di noi, ragazzi. Allora spero che questo video vi sia piaciuto. Buone feste, buone vacanze a tutti. Nei prossimi giorni farò qualche video in più, sempre di Battlefield, perché non ho grossi impegni. E a gennaio vedrò di portare questo nuovo gioco. Spero che vi piaccia. E per il momento, diciamo, basta così. Ci becchiamo alla prossima avventura. Vediamo se abbiamo preso un altro Battle Pack. Siamo fortunati, ma penso di no, che già ne abbiamo presi 2 ieri, uno oggi. Niente, va bene, al prossimo video. Ciao a tutti.